Con noi deve con noi il professor Vittorio Sgarbi, si conoscono da tanti anni e Vittorio racconterà come. Intanto grazie molte a Luigi Commendatore per l'invito e per aver aperto questa villa questa sera per una festa meravigliosa. Ma no, bisogna ringraziare Sgarbi, se no se io non avevo la scusa di Sgarbi non vi avrei invitato voi. Allora ringraziamo assolutamente il professor Sgarbi che ha visitato, prima di raggiungerci, anche il museo e la mostra di Bonaldi. Mi fa molto piacere che abbia molto apprezzato la mostra perché è stato un impegno notevole da parte dell'amministrazione. Però io ringrazio soprattutto il commendatore Borella, Luigi, per questo invito, per aver potuto entrare in questa villa che è un pezzo importantissimo, forse uno dei più importanti dell'architettura bassanese, quindi un luogo importante senz'altro per la sua famiglia, ma senza dubbio anche per tutte quante la città. Io non rubo altro tempo, spero che ci sia poi la possibilità in futuro di collaborare anche per valorizzare questo luogo. Esattamente. Se ne parlava a tavola. Tutto perché dipende dal signor Sgarbi. ne vale davvero la pena. Adesso lascio la parola al professor Sgarbi che ci racconta come è nato il rapporto con questo luogo e con Luigi e sono sicuro poi anche molte altre cose interessanti. Ecco, più che altro. Professore, a lei. Mi fa piacere di poter dire cose, e molte ne posso dire perché è lunga la storia che mi lega a Bassano e a questa straordinaria casa e quindi anche al suo temporaneo titolare, perché un luogo come questo è temporaneamente di chi lo possiede, può essere differentemente un privato o il pubblico. Allora, non so cosa possiamo dire di questa sede, che è sostanzialmente privata, ma che per tanti anni è stata aperta nella funzione di luogo di bellezze sopravvenienti, che sono gli oggetti d'antiquariato che hanno consentito di vedere questo spazio come un museo. E lo ha fatto a spese esclusive il commendatore Borrella, senza che lo Stato gli desse nulla. Spesso poi, altra ingiuria di leggi sbagliate, chi possiede un edificio storico e deve pagare per tenerlo in buone condizioni paga più tasse perché c'è, come si chiama, l'IMU, non so quali stronzate abbiano inventato. Per cui invece di avere dei soldi dallo Stato li devi dare, perché questo spazio qua è come se fosse lo spazio di uno che ha un condominio. Tra gli edifici fondamentali di tutto il Veneto e della provincia di Vicenza c'è questo, che è una delle grandi architetture voluta da Irezzonico, con gli stessi stuccatori ticinesi che hanno lavorato a Palazzo Albrizzi a Venezia, che sono Borgio Stazio, Carpoforo Monsenti Zancalli. Infatti chi alza la testa insieme al dipinto del Volpato vede questi stucchi meravigliosi con questi fregi straordinari che sono di per sé stessi la prova di una meraviglia che in tutta la città è difficile reperire. Più c'è questo motivo alla longhena di questa, si chiama Serviana, che è un motivo che viene da Palladio, per cui la potenza di questo ambiente è una potenza per cui non può non essere pubblico, benché sia privato. Alle pareti, vedete, dipinti di Domenico Pellegrini, che è una specie di Canova più bravo in pittura, e di Canova stesso, che è questo. Naturalmente uno penserebbe che dei dipinti mobili si possono vendere, ma Borrella, pur venendo da tempi lontani, ha sempre saputo che questi tecnicamente si chiamano immobili per destinazione, cioè anche se sono tele non le puoi portare via, ed è giusto che sia così perché sono decorazioni pensate sia pure più tardi nell'architettura per questo spazio. Quindi siamo in uno spazio che rappresenta l'Italia nella sua più alta espressione di bellezza, nella sua più alta espressione di civiltà. Posso dire, per conforto del nostro amico commendatore, che lui è sfortunato non aver visto me ministro, perché la mia conoscenza dell'Italia mi aveva fatto mettere nella gerarchia dei beni che meritavano assistenza questo, tra i primi 100. Un ministro che non sa nulla non saprà che qui occorre che lui sia aiutato o che lo Stato intervenga perché una cosa come questa è un bene di tutti. Allora lui si è fatto carico di qualcosa che lo rende Stato. Qui lo Stato è lui. Perché lo Stato non è ciò che lo Stato possiede, è un tema filosofico. Lo Stato non è lo Stato centrale, la regione, il comune, la provincia che non c'è più, la Villa Cordellina per esempio di Montecchio della provincia, oggi non c'è più di nessuno, il comune, la fondazione bancaria, Palazzo Thiene che è di una banca, è un palazzo bellissimo. Allora, se Palazzo Thiene è di una banca ma è un bene pubblico perché è aperto a tutti, occorre dire che lo Stato non è la proprietà del bene ma la coscienza del bene. Chi ha coscienza del bene è lo Stato. Quindi Borrella, con quello che ha fatto con il suo, è lo Stato.
perché qui lo Stato non ha dato nulla. Allora, dobbiamo misurare quando lo Stato possiede un bene e lo abbandona, quello Stato è colpevole. Quando un privato possiede quel bene e lo cura, quel privato è lo Stato. Lo Stato non è un valore patrimoniale, è un valore etico, è un valore simbolico, è un valore culturale. Allora questo è molto importante dire. Io sono qua a celebrare l'85° compleanno di un uomo che vive e ha amato la bellezza, che è stato in questo edificio per tanto tempo conservandolo, a riconoscergli quello che lui forse mai pensava di sé, cioè lo status di uomo di Stato. Ecco che questa sera io spero che voi nella vostra mente concepiate il principio che con i limiti di un'attività commerciale, che è quella che ha fatto della sua vita, come antiquario, come persona che amava le cose belle, ma con la coscienza che aveva comprato un edificio straordinario, lui lo ha tenuto aperto al pubblico per tanti anni e in tal modo ha consentito che questo bene fosse percepibile come il Museo di Bassano, come una chiesa, come qualunque altro bene. Quindi ha svolto una funzione pubblica. Credo che non so se per lui sia un onore, ma certamente lo Stato è questo: tenere il patrimonio che ti è affidato come dovrebbe fare il migliore conservatore. Quando non lo fa lo Stato, nessuno li punisce. Allora, in questa logica sono felice di essere venuto qua per dirvi che io vengo a Bassano, e quando ero bambino sono venuto a vedere il ponte, adesso poi me lo vado a rivedere, ma dal 76-77, quindi sono ormai quasi 40 anni. Ho sempre visto come una città felice, ho sempre visto amministratori di ogni parte politica pieni di entusiasmo, direttori di museo che l'hanno amato più che se fosse un museo di Venezia. Tutti i direttori del museo di Bassano hanno amato il loro museo, l'ultima, Lericani, la precedente che era la Marini, e Passamani, e il nostro di qua di stasera, e Magagnato che era il più antico di tutti, che poi andò a Verona nel percorso stesso che ha fatto la Marini. Io li ho conosciuti e devo dire che il museo per loro era come se fossero Borrelli a Palazzo Rezzonico, cioè lo tenevano non come fossero funzionari pubblici, ma come la loro casa. È un ambiente meraviglioso in cui ti muovi, vedi la pittura antica, vedi Bassano, vedi gli affreschi staccati, vedi Canova, vedi l'Ottocento. Allora ho detto questa sera che non lo dicevo per finta, proverò a procurare che Muzzini, cioè un privato, sia onorato di poter dare un po' di luce, perché non puoi andare nel museo civico a avere 10 luci spente perché mancano i soldi per le luci. Ma può lo Stato negare i soldi delle luci per un museo? Si può avere un patto di stabilità che non ti fa avere un fondo per tenere aperto un museo con le cioè è tutta una cosa di pazza. Sono qua le luci, le paga il signor Borrella. Perché non ci sono le luci delle sale dell'Ottocento? Perché il mondo va a rovescio. Ora occorrerà che ci sia una sempre più forte coscienza, vede che sono gli amici dei musei, ma devo dire che il museo di Bassano è un museo amato, il museo di Vicenza che io seguì da ragazzo è un museo amato dai suoi amministratori, il Veneto rispetto a molti posti in Italia è comunque un'isola felice e i suoi amministratori sono consapevoli del patrimonio che hanno, con la più grande quantità di ville venete, ma delle ville venete che sono più di 3.000 e tutte catalogate, non molte sono importanti e ben tenute come questa, quindi dobbiamo per questo ringraziare l'amico Borrella e oltre al sindaco Borrella c'è anche questo ragazzo che si chiamerebbe Salvo e quindi quello che Borrella ha fatto fin qui ambisce fare per il futuro con la stessa coscienza Salvo. Non so se farà una società, questa serata è pronuba di un futuro in cui questa villa, oltre agli oggetti dell'antiquariato, potrà accogliere occasioni importanti come quelle di questo bassanese. E quindi in questa logica io vedo il legame fra Borrella e Salvo, di cui io sono un punto di congiunzione. Io ero venuto qui ragazzo e avevo visto queste meraviglie così come ve le descrivo e così come ne indico il conservatore. La presenza di Salvo mi fa pensare che quello che ha fatto Borrella possa continuare. Borrella l'ha avuta, Salvo dimostra di averla, io sono qua a testimoniare a metà strada fra questi due singolari personaggi e fra gli amministratori comunali così bravi, un sindaco sveglio, un assessore al bilancio democristiano purissimo a 24 carati, un assessore molto sensibile, che quel museo è un museo che merita attenzione, che io in uno dei tanti ruoli che ho, che è quello di assessore a Urbino, ho pensato, amando un bassanese come era giusto che amassi, che è Bonaldi, che questa bella mostra che è qui in qualche modo in patria potrà andare a Urbino appena finisce qui, facendo vedere veramente questo straordinario artista, tra i più belli del Novecento e tra i più originali della ceramica. La ragione per cui, benché non sia scritto l'orario, sono arrivato un po' tardi perché sono rimasto al museo. Quindi tante sono le cose che si possono dire per quello che riguarda l'occasione
auguriamo tanti di questi anni a Borrella, ma sappiamo che se anche lui volesse ritirarsi in una casa per pensionati da solo con una badante rumena di 20 anni, il suo posto lo prenderebbe. Salvo. Il bene è salvo. Il bene Ho fatto uno solo che c'è l'ombra. Sposti. Scusa. Cancelliamo gli 85. Togliamo. Tanti auguri.
Siamo a Villa Carezzonico Borella in occasione dell'evento per il festeggiamento del compleanno del commendator Luigi Borella, che è qua con noi. Commendatore, oggi è una giornata molto speciale per lei, 85 anni. Io non mi sarei neanche aspettato di arrivare a questa età, perché ne ho attraversato anche perdendo qualche pezzo. Ho avuto tanti interventi, ma li ho superati tutti quanti bene grazie a Dio, come si dice sempre. Poi questo vivere dentro la villa mi ha appassionato, non tanto per tutti i grandi che sono passati qui, va bene, che hanno fatto le soluzioni per tutto quanto questo futuro che abbiamo passato e che possiamo dire che è stato buono e anche fertile. È un destino, perché io sono arrivato qui dopo che avevo fatto il militare, non proprio subito, perché avevo messo azienda di elettrodomestici ed eravamo proprio agli albori della televisione e anche di tutto quanto quello che poteva. Allora sembrava che si chiamasse progresso, ma non sapevo ancora alla gente cosa dire, perché si sono trovati improvvisamente una cosa che li ha proprio veramente in qualche modo spiazzati. Non erano preparati a questo evento del secolo che come si è svolto. Tornando alla festa di stasera, sappiamo che c'è una presenza speciale che è il professor Vittorio Sgarbi, e volevo sapere anche come si svolgerà l'evento e come saranno i festeggiamenti. Il professore Sgarbi io lo conosco da tanti anni, tantissimi anni, perché quando lui è venuto dentro per dire io sono il professor Sgarbi, e si era appena laureato da poco, parlandomi che lui era disponibile se volevo parlare con lui della bellezza di quanto. E io ho detto: guardi che sono da poco entrato in possesso, nel vero senso della parola. Facendo qualche nome di quelli che sono stati personaggi illustri, che sono transitati, come si dice, quali sono quelli più di spicco, perché sono nomi veramente forti? Napoleone è stato un grande nella storia, in tutti i sensi della politica. Per quanto riguarda invece le opere che sono contenute all'interno della villa, ci sono delle situazioni anche del Canova originali? Cosa è presente? C'è una statua molto importante che rappresenta praticamente il figlio di Napoleone che aveva perso, e un altro dipinto, c'è un dipinto che tutti conoscono e che è stato sempre guardato con ammirazione. Quando viene qua il professor Sgarbi, per esempio, non si inginocchia, ma diciamo che gli piace molto documentarlo. Poi, se vogliamo parlare degli altri esponenti che hanno fatto la vita del futuro, e io ne ho passato più di mezzo secolo dentro qui e mi sono trovato sempre a mio agio. C'è stato anche altri prima di me che l'hanno posseduta, e tutti quanti sono stati ispirati nel sentirsi nel bel mezzo di una presenza
diversa dal solito. Anch'io ho mai perso di vista la villa, sempre pronto a intervenire per qualsiasi cosa. Insomma, diciamo che c'è stato un amore. Diremmo Villa Razzonico l'ho sposata. Ecco. E quindi immagino che si augura anche per il futuro che la villa possa essere... Tutto prosegua sulla base di quello che ho fatto io e anche per quanto riguarda il mantenimento, per quanto riguarda invece tutto il resto, speriamo anche che migliori.